subito. Pierangelo Del Zotto del Partito dei Veneti, buonasera Del Zotto. Buonasera a voi. Grazie molte. Allora, Pierangelo Del Zotto del Partito dei Veneti, tra l'altro la notizia di oggi Del Zotto è che il vostro candidato sarà Guadagnini, è confermato Antonio Guadagnini. Così come a Venezia c'è il professor Zecchi, candidato a sindaco, io sono capolista della lista del Partito di Veneti. Io credo che al di là di tutto quello che è stato detto finora stasera, c'è un problema di fondo, l'opacità della Cina. Cioè il medico che per primo ha detto guardate che sta arrivando qualcosa, l'hanno ignorato ed è morto tra i primi. Allora io non voglio preoccuparmi oltremodo, non voglio neanche non preoccuparmi oltremodo, però in realtà non sappiamo all'origine cosa è successo e questo è il vero problema, perché se io sapessi cosa è successo avrei le armi per difendermi, ma non si sa né come, né quando, né quanti, perché, ripeto, la Cina è un paese immenso, immaginatevi 55 milioni di persone in una cintura di sicurezza sanitaria, tutta l'Italia sarebbe praticamente. Per cui non mi sento di condannare, io 3 domeniche fa sono stato a Milano al Consiglio federale nostro e c'era il treno Italo che tiene 250 posti, 300, e c'erano più di 200 cinesi con la mascherina, col trolley. Io non nascondo che gli hostess, gli steward correvano in apnea su e giù per il treno, perché spaventa questa cosa. A me non spaventa, però anche la febbre spagnola ha fatto decine di milioni di morti, anche la peste a Milano che è arrivata dalla Svizzera, quei Landsknecht, no? E quindi in questo momento, per carità, chi si ammala sono i più anziani, i più fragili, quelli che hanno già altre patologie, però in realtà non sappiamo quanto grave è la cosa, per cui sia chi l'aggrava ulteriormente sui social può essere una persona poco accorta, ma anche chi nasconde il problema come è stato nascosto all'origine, perché se subito noi avessimo saputo, anzi se subito i cinesi, che poi adesso hanno mandato anche a morte i governanti, i loro dirigenti, ma se noi avessimo saputo subito cos'era, cosa veramente era, forse non saremmo a questo stadio della cosa. E onestamente, se un cinese ti starnutisce addosso, per carità, può anche non essere niente, però dal punto di vista psicologico è un grosso problema. L'aspetto economico è altrettanto importante. Scusi, adesso anche l'italiano, Certo, adesso parliamo dell'aspetto economico che è ancora più grave. Allora, questa cosa ha messo a nudo la fragilità della terra. In 10 ore tu puoi esportare qualsiasi cosa. Io sono stato in Germania, mi ricordo 40 anni fa, la prima volta, ho trovato la targa di un medico di malattie tropicali. Ho detto, ma cosa ci fa? Come fa a vivere un medico tedesco a Münster che cura le malattie tropicali? Evidentemente alcuni problemi c'erano già allora. Ma a Venezia il turismo asiatico cinese vale 60 milioni di euro che la città ha perso. Prima la quarta, quella la manda Dio per chi ci crede e la manda la scelleratezza degli uomini per chi non ci crede. Ha un responsabile anche a Quarta? Ma certo, ci sono. Allora, a Roma. Allora, intanto giustamente è a Roma che hanno fatto il pasticcio, ma tutto quello che succede, quando dice il maltempo uccide, non è il maltempo che uccide, è l'uomo che uccide. Perché se io prendo la Liguria, se io cementifico tutta la Liguria e l'asfalto, un paese, una regione che è in discesa, chiaro che quando piove, perché come dico sempre, Dio ha mandato la pioggia ma anche il terreno che assorbe la pioggia. Se Dio manda la pioggia e io asfalto il terreno che dovrebbe assorbire la pioggia, arriva l'alluvione. Certo. Per cui abbiamo... Il Veneto è la prima regione bandierina nera per il secondo anno cementificazione. Vabbè, ma noi abbiamo, noi abbiamo il caso di Mestre, abbiamo un sindaco noi che in 4 anni e 3/4 ha cementificato più di tutti gli altri sindaci del dopoguerra, creando una cintura di cemento attorno alla stazione di Mestre, tanto per dire, svantaggiando ulteriormente l'economia di Venezia, perché... usciremo, forse esco dal tema, però se io filtro i turisti a 18 euro alla notte a Mestre, chiaro che desertifico Venezia come l'hanno desertificata quest'anno. L'Acqua Alta,
il virus corona e il carnevale che non funziona perché non dà argomenti per funzionare. Io ripeto e chiudo, questa cosa ha messo a nudo la fragilità del pianeta Terra, che è in balia di un virus che è vero che dura 9 giorni, ma se il cinese ha fatto un'impronta di grasso sopra un pacco, su quel grasso il virus si moltiplica, per forse dire. Però bisogna un attimino dietro a queste ragionare cose qua, con la il mondo ormai Prego? la globalizzazione Esatto. porterà sempre Ma allora, di più ma io queste cose qua. non rinnego la globalizzazione, io dico c'è la globalizzazione, bene, prendiamo i provvedimenti affinché la globalizzazione non faccia danni. È impossibile. No, è impossibile, questo è l'uomo che non ci arriva o che non vuole. Deve fermare i flussi. No, i flussi, perché i l'economia viaggiatori, deve arrivare dopo la salute, Sì, non prima della salute. Sì, questa è una bella secondo frase, ma la me, realtà è secondo diversa. me. Io si credo può che- fermare il mondo perché si ha paura del Credo coronavirus. Ma no, ma si deve governare il mondo, non fermarlo. ma Lo lo- si deve governare, come scusami. si fa a e fermare? non è stato governato perché chi doveva dire ragazzi attenzione che sta succedendo una cosa, non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché non l'ha fatto? Per difendere l'economia del proprio paese di là, perché altrimenti non avremmo più Ma comprato. perché non è una democrazia? Perché? Questo lo sappiamo. Vabbè, questo- no, ma anche succederebbe anche qua perché se blocchi l'economia. Ma ci mancherebbe, Vede che non è è assolutamente impossibile. vero. Vede che allora è Il impossibile. bilancio della regione Veneto 17 miliardi, giusto? miliardi. Bene. 10 Il bilancio vanno. della regione Veneto è inferiore al residuo fiscale passivo del Veneto. Esatto. Se noi fossimo indipendenti avremmo esattamente un bilancio doppio di quello che abbiamo e avremmo tutto beh. quello che hai Beh. chiesto e che non abbiamo, perché il nord dà 100 miliardi all'anno giù, il Veneto ne dà oltre 17. Allora non è colpa di Veneti certamente, che sei Bauchi, Sì, Bauchi. perché io potrei avere il doppio di tutto quello che ho, oppure potrei pagare metà delle tasse che sto pagando, perché adesso fermo là. Ho fatto una riflessione, direttore, ho fatto una riflessione, La permetta. riflessione, Io, una riflessione mia, da Veneto, da tanti anni, forse troppi anni come tanti veneti, io devo convivere col mio socio, che mi dice quando, quanto e come devo lavorare, aperta parentesi, studi di settore, /ISA, chiusa parentesi. Vero collega, di lavoro, di professione, mi chiede il 66% di quello che produco e dopo mi obbliga a comprare i suoi prodotti al prezzo che vuole lui, per esempio la benzina o la previdenza. Da Veneto mi posso arrabbiare? L'unica cosa che avete fatto Rispondimi, è spendere 16 rispondi a questa milioni di domanda, euro no, per un rispondi alla mia referendum. domanda. Da Veneta, Certo. tu sei Veneta, Ma visto il guarda che io cognome. ho votato per l'autonomia. No, per il referendum non mi che basta. vale niente, non Via, vale guarda, niente. quanti sono 900? Siamo a come 1000 fra mai poco. quando c'era il governo, Io la domando, Lega- tu sei No, Veneta? no, rispondimi. Sei Veneta? Certo che lo sono, Ti va come bene te. questa situazione Certo. anche se sei del PD, non l'hai creata tu? Forse a Roma l'avete creata voi. Ti va bene ma questa guarda, situazione? allora, Avrei il doppio di quello che ho. Avrei il doppio, gli ospedali con le maniglie d'oro avrei. Che Allora gli adesso ti investimenti spiego siano cosa ho fatto io in corretti, provincia. credo, vero? Sono arrivato in provincia di Venezia, ho cominciato a guardare le partecipate e ho cominciato a sfoltirne un po'. Tutte quelle che non funzionavano le ho sfoltite. Da sinistra mi dicevano che una partecipata pubblica deve essere in perdita, altrimenti non funziona e non ha motivo di esistere. Invece secondo me una partecipata pubblica può anche avere utile. Ma la filosofia della sinistra di Venezia, provincia di Venezia, sono stato assessore 4 anni e 6 mesi, prima che Tosi mi espellesse, perché ero troppo ortodosso, non è ero male, troppo ortodosso, come persona, bravo. ecco, ero Sì, troppo ha fatto ortodosso, bene, capiscimi, ero troppo veneto. Allora, non si poteva toccare le partecipate perché devono essere in perdita, perché se non sono Ma è in stato perdita proprio- ma è stato non proprio sono il governo sociali. di sinistra, Insomma, ha fatto e questo è, partecipate, la riforma. filosofia del debito pubblico, La che dopo riforma tanto te lo l'ha fatto paghi tu il proprio debito il governo. Guarda che pubblico. sarebbe bello vivere anche in un mondo in cui non ci siano le partecipate. Ah beh, qua si apre, concessioni si apre un mondo. A Venezia siamo senza pontili, perché il pontile lo deve fare non la CTV, lo deve fare l'appalto, il service. Ma quando ero bambino io, la CTV aveva gli operai che avrebbero sistemato il pontile, il comune aveva i suoi giardinieri. Io vorrei tornare, scusate, alle municipalizzate, basta le partecipate di sinistra.
memoria. O anche date in concessione con gara privata. Allora il ponte degli Scalzi l'ha fatto l'ingegner Miozzi, il ponte degli Scalzi l'ha fatto l'ingegner Miozzi con quello che è avanzato dopo che hanno fatto il ponte della Libertà, la caserma dei pompieri e Rio Novo. Gli sono avanzati dei soldi, l'ha progettato e realizzato il capo del settore dell'edilizia pubblica, era un dipendente Miozzi, adesso abbiamo le partecipate e gli appalti. Allora io vivo la realtà di Venezia, non solo di Venezia ma specialmente di Venezia. Allora avevamo un problema a Venezia, che gli alberghi e i ristoranti di lusso sono in crisi perché è calata la qualità del turismo. Allora io domenica non riuscivo ad andare a casa perché i famosi lancioni, hanno vomitato migliaia di persone sulla riva degli Schiavoni, che è quella dove la Lega faceva le manifestazioni. Sì. Non si poteva andare di là, infastiditi. Allora io mi sono posto una domanda, ma l'armatore del lancione dove paga l'addizionale comunale IRPEF? La paga a Venezia? Allora io sono stufo di vedere Venezia depredata, perché Mario Rigo, il sindaco degli anni 70, diceva questi camminando consumano i masegni. Io ho ogni giorno 100.000 persone che dormono fuori del comune di Venezia, a 12 minuti, Cavallino. Dormono là oppure dormono magari nella cintura, non faccio nomi di comuni, così. Per non farli. Questi qua vengono a Venezia col lancione, col pullman, con una bottiglia di acqua minerale di plastica. La sera cosa fanno? Tornano sul lancione lasciando la bottiglia di plastica per terra o sul cestino, che i primi 100 bottiglie ci stanno, la 100esima. Ecco. Cosa dice la norma? Che ogni comune deve coprire il 100% della spesa delle scoasse. Allora io che sono veneziano devo pagare la raccolta di quella bottiglia di plastica che un escursionista, perché è entrato poi nel nostro programma di amministrativo di Venezia. A Venezia non sta morendo di turismo, sta morendo di escursionismo, perché il turista dorme, mangia. Io ho visto in un albergo di lusso di Riva degli Schiavoni, 5 stelle L, 5 stelle lusso, entrare un cliente con il cartone della pizza. Questi sono segnali. Allora, io sto vivendo la seconda, dopo Thomas Mann, la seconda morte a Venezia, perché a Venezia stiamo morendo. Nessuno lo dice, ma a Venezia stiamo morendo. Morendo di che cosa? Di una monocultura che in questo momento è turistica. 100 anni fa stavamo morendo di monocultura chimica, ma la storia insegna che ogni 50-100 anni la cosa gira. Noi a Venezia stiamo morendo di monocultura escursionistica. Vorrei dirti questo, no? Perché Dio esiste, perché io ho lavorato anche in borsa, nella mia vita ho fatto 20 mestieri, perché li ho fatti, mi sono divertito. In borsa si dice, quando la tua cameriera entra in borsa è il momento che tu ti devi togliere, è un detto in borsa. L'altro detto è vendi, guadagna e pentiti, no? Benissimo. Io adesso sto aspettando questi signori che hanno cementificato Mestre, perché l'offerta turistica è già eccessiva era già eccessiva rispetto alla domanda, e si sa che gli ultimi che arrivano sono quelli che poi restano con la coda fuori. Quindi qualche signore che sta facendo i mega alberghi a Mestre sperando di poi resterà con l'albergo in mano, perché come ci sono tanti centri commerciali vuoti in giro, anche là il supermercato ha mangiato il negozio di vicinato, l'ipermercato ha mangiato il supermercato, il centro commerciale ha mangiato l'ipermercato e Amazon se li sta mangiando tutti. E quindi c'è una legge superiore che dice tu che hai fatto, che hai ucciso, verrai ucciso. Chiudo il cerchio commercialmente o politicamente anche.